Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia, 13 e 19 di lunedì 2 maggio. Apriamo subito con la cronaca. Un albanese di cui non sono state fornite le generalità è stato accoltellato all'addome mentre lavorava in un campo di Barbatelle. Il fatto di cronaca è avvenuto questa mattina a Morsano al Tagliamento. È già stato operato d'urgenza all'ospedale di San Vito, dove è stato portato in auto dal datore di lavoro che l'aveva subito soccorso. Le sue condizioni sono gravi. La persona che ha colpito il bracciante è già stata rintracciata dai carabinieri e si trova presso il comando dell'Arma per l'interrogatorio. Sui fatti indagano i militari della compagnia di Pordenone insieme ai colleghi della stazione di San Vito al Tagliamento. Ancora disagi causati per un problema al sistema d'apertura del passaggio a livello con semibarriere di via Cividale a Udine. Nel pomeriggio di ieri auto in coda per quasi un'ora con le semibarriere abbassate, lanterne semaforiche accese e il suono del segnale acustico che ha allietato, si fa per dire, le persone in attesa e i residenti delle abitazioni vicine. Del treno nel frattempo manco l'ombra. Nei prossimi mesi lo stesso PL dovrebbe essere riqualificato con 4 casse TM2000 con griglia espandibile montate sulle barriere per evitare il transito dei pedoni quando queste saranno abbassate. Di certo non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima volta che si registra un tale disagio in questo PL, almeno fino a quando Rete Ferroviaria Italiana non ultimerà i lavori di messa in sicurezza secondo le nuove disposizioni. Confini, conflitti, muri e migrazioni. E questo è il titolo dell'incontro che avrà luogo venerdì prossimo con inizio alle 20:30 all'Auditorium Casa della Cultura di Ronchi dei Legionari per il ciclo Confini, la nuova rassegna dell'Associazione Culturale Tesis di Pordenone. Nell'ambito di Dedica Incontra, protagonista sarà il noto antropologo, saggista e scrittore Marco Aime, intervistato da Claudio Cattaruzza, curatore del Dedica Festival. L'iniziativa rientra nel percorso di collaborazione con l'Associazione Culturali Le Ali delle Notizie ed è patrocinato dal comune di Ronchi dei Legionari. E con questa notizia chiudiamo qui questa veloce edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.